Non sono giochi, ma strumenti professionali impiegati in vari ambiti. Al Portello decolla il primo festival dedicato ai droni promosso dal Master del Bo in G-Science e Droni in collaborazione con l'Associazione Geograficamente e il gruppo AGEI. Sono macchinari sofisticati quelli in esposizione ad appassionati e curiosi che permettono di esaminare aree anche complesse e fornire una serie di dati utili allo studio del territorio. Binomio interessante quello tra la geografia e i droni che vede l'Università Patavina come realtà di spessore sull'argomento. Durante il festival variegati sono stati gli argomenti trattati, dal Fly Open al programma Copernicus EU, e poi volare con i microdroni trecentini, il nuovo geoportale dei dati territoriali della regione Veneto, la mappatura delle coperture in amianto e molto altro ancora. E questa è un'iniziativa che combina diverse cose. Intanto attorno al Master in G-Science, che arriva quest'anno alla quarta edizione, si riuniscono persone appassionate di informazione geografica e di droni. Appassionate dentro all'università, quindi ricercatori, docenti, assegnisti, borsisti, studenti, appassionati nel territorio, cittadini, curiosi, e gente che lavora nel settore, aziende per esempio. Oggi qui abbiamo uno stand composto di aziende, abbiamo associazioni, abbiamo progetti di ricerca che vengono presentati. Ecco, credo che questo sia il denominatore comune, passione attorno agli interessi comuni che sono l'informazione geografica, che oggi è un bene comune da usare. Swismer Channel News, Padova.